buonasera. L'argomento che ben 3 illustri storici questa sera tratteranno è relativo a una figura importante e per certi aspetti controversa a seconda dei punti di vista dai quali viene esaminata. Tant'è vero che il titolo di questa conferenza è Pasquale Paoli a 300 anni dalla nascita e, diciamo, se si può dire, il sottotitolo è Un bilancio storiografico, proprio perché questa figura così importante per essere stata protagonista di un tentativo di rendere la Corsica una nazione indipendente, ebbene un tentativo che è fallito con la sconfitta da parte dei francesi, è comunque un momento della storia di questa isola così importante che per certi aspetti è sempre presente nella memoria dei corsi e non solo della loro. Parleranno di questo Carlo Bitossi, che è un accademico, Antonio Arigraziani dell'Università di Corte e Eric Miceli, anch'egli dell'Università di Corte. Ambedue queste due località, università, sono in Francia. Stavo per dire, sono in Francia perché da un punto di vista politico, sì. Sì, lo so, però se voi dite che passaporto ha, che passaporto avete, quindi ecco, vedete, è la conferma, se mai ce ne fosse stato bisogno, è la conferma che proprio come si sentiranno, e ce lo diranno forse i relatori, come si sentono, qual è la loro, tra virgolette, appartenenza. Proprio la figura di Pasquale Paoli sottolinea come ancora adesso, di fronte alla parola corte, non si sa se preferire definire in Francia o in Corsica, quindi ci si aspetta davvero una straordinaria conferenza a 3. Grazie molte. Grazie. Buongiorno o buon pomeriggio a tutti. Sono molto grato all'Accademia per aver consentito a organizzare oggi questo incontro con 2 eminenti studiosi corsi che io presenterò, che un pochino cercherò di introdurre senza però rubare spazio, perché i mattatori del pomeriggio sono loro, sono Antonio Arigraziani e Eric Miceli. Vorrei partire mostrando la copertina di un libro di uno storico americano di Princeton, è David Bell. In italiano hanno tradotto, l'originale più proprio è The Power of Charisma, in italiano hanno tradotto Il culto dei capi, carisma e potere nell'età delle rivoluzioni, quindi seconda metà del Settecento sino a tutta l'età napoleonica e qualche cosa oltre. E che figure troviamo rappresentate su questa copertina? Andando indietro in ordine cronologico vediamo Simón Bolívar, Napoleone Bonaparte ovviamente, Toussaint Louverture, lo Spartaco nero come è stato definito dal suo biografo più recente Sudhar Hazare Singh, George Washington, e poi c'è una quinta figura, Pasquale Paoli, che è cronologicamente precedente agli altri. Così come cronologicamente precedente è la vicenda rivoluzionaria e anche costituzionale che lo ha visto protagonista, perché in effetti per le costituzioni americana, francese dobbiamo aspettare gli anni 80 e 90 del Settecento, ma nella piccola remota Corsica nel 1755 gli insorti contro la Repubblica di Genova si danno già una Costituzione, quindi questo ruolo e ovviamente essere messo in questa compagnia significa che
Paoli viene individuato da Bell come un capo carismatico, il quale è riuscito a guidare, in virtù proprio di un carisma paragonabile, su una scala ovviamente leggermente diversa a quello degli altri personaggi che ho citato, una guerra per l'indipendenza. Certo, la differenza rispetto ad altre figure è che questa guerra di indipendenza si è risolta con la sconfitta. Paoli è un capo carismatico, un condottiero politico, è entrambe le cose, è un politico condottiero e un condottiero che è politico, che però alla fine è sconfitto, fallisce, muore in esilio, pacificamente, a 82 anni, ma muore in esilio. E però può essere visto come la prima figura, una delle prime figure che possono essere definite secondo con un termine che è stato usato da uno storico francese, Antoine Lilti, che ha scritto un libro importante sulla nascita della celebrità, il concetto di celebrità. Un personaggio che è famoso non perché è un sovrano, perché all'epoca, in antico regime, possiamo pensare che la celebrità sia un attributo anzitutto di chi governa, del sovrano, del pontefice. No, nasce una figura che è celebre per delle qualità, per delle caratteristiche che sono sue e che esulano dall'avere un ruolo, diciamo così, naturale nella società. Quindi una celebrità nel secondo Settecento può essere, per esempio, un filosofo. Pensiamo a Rousseau. Rousseau è una celebrità, abbiamo le lettere che scrivevano i lettori delle sue opere, che sono le lettere che oggi noi definiremo le lettere dei fans di Rousseau, proprio letteralmente, no? Persone che gli scrivono leggere questo libro mi ha cambiato la vita, no? Allora Lilti ha giustamente visto la nascita di questo ruolo, di questa figura nel secondo Settecento, e Paoli ricade in pieno sotto questa definizione. In buona misura questo è dovuto a un personaggio non corso, a un simpatico piccolo aristocratico scozzese di nome James Boswell. Boswell sbarca in Corsica. La guerra di indipendenza dei corsi paolisti è già in corso da parecchio tempo. Viene scambiato inizialmente forse per una spia, viene guardato con diffidenza, ma poi incontra Paoli e lì scatta un rapporto di reciproca ammirazione di Boswell, ammirazione incondizionata per Paoli. E Paoli prende in simpatia questo personaggio, capisce anche quanto possa essere utile avere come dire, una sorta di megafono che arriva in Inghilterra, perché Boswell di ritorno da questa esperienza corsa, che non è neanche lunghissima, e non è neanche il solo inglese che viaggia in Corsica in quell'epoca, però è quello che è rimasto più famoso, anche perché è il primo a scrivere, a pubblicare. Ebbene, il resoconto del viaggio in Corsica di Boswell diventa un fenomeno editoriale. Ha un grandissimo successo, migliaia di copie, viene tradotto in varie lingue e Paoli diventa una figura celebre presso l'intellighenzia europea. Cioè, a un certo momento tutti parlano di Paoli, tutti parlano della Corsica, se ne parlano gli illuministi lombardi, a Paoli pensano e rivolgono apprezzamenti dalla zarina a Caterina II, a Federico II di Prussia, ai circoli intellettuali di mezza Europa, in Inghilterra soprattutto, dove diventa una sorta di idolo di un'ala, quella più progressista, quella più radicale del partito Whig. Questo momento di celebrità di Paoli non sarà lunghissimo, nel senso che poi dopo poco ci sarà la sconfitta e Paoli andrà in un primo esilio, però in quella fase, siamo alla fine degli anni 60, effettivamente Paoli è al centro delle discussioni
in tutta Europa e anche oltre Europa. Di Paoli si parla nelle colonie inglesi in America. Verranno fondate città chiamate Paoli, centri non importantissimi, ma insomma città fondate denominate Paoli. I patrioti indipendentisti americani avranno tra i loro punti di riferimento, tra i loro eroi, anche Pasquale Paoli. Nessuno di loro aveva mai visto la Corsica, che forse non sapevano neanche con esattezza dove collocarla sulla carta, ma l'eco dell'impresa di Paoli era arrivato sin lì. Allora, io sono stato molto a lungo, molte volte in Corsica come turista. Non so in questi ultimi anni, però per molto tempo io ho visto un'infinità di gadget per i turisti che raffigurano Napoleone Bonaparte. Ho sempre visto pochissimi gadget turistici riguardanti Paoli. Forse oggi, ma questo lo potranno dire gli amici corsi, le cose sono un pochino cambiate, ma insomma il grande corso è sempre stata la definizione attribuita a Napoleone. E però nessuno pensa al grande corso Pasquale Paoli, e però per molti corsi all'epoca e anche adesso Paoli è Ubabu da Patria, il padre della patria, cioè il possibile fondatore di una Corsica indipendente che non c'è stata. Quindi in un certo senso possiamo pensare a una figura che non fa l'unanimità, nel senso che in Corsica tutti coloro che hanno sempre visto con favore un pieno inserimento nello Stato francese hanno piuttosto guardato a Napoleone Bonaparte. Il grande corso è lui. Mentre quelli che hanno conservato, acquisito e manifestano piuttosto una sensibilità di tipo autonomista o indipendentista, perché esiste anche una corrente di questo orientamento, hanno piuttosto visto in Paoli il grande corso, il personaggio al quale riferirsi pensando al passato della società isolana. L'Università di Corsica, nella quale insegnano gli amici Graziani e Miceli, si chiama Pascal Paoli. C'è un po' un'ironia in questo, perché Pascal è francese, quindi questa università, che è stata sostanzialmente voluta piuttosto da chi aveva una sensibilità autonomista, però porta la denominazione che al personaggio viene normalmente data dai francesi, nella cultura francese. Però i collegamenti tra Paoli e la cultura italiana, anche dopo la fase in cui era una celebrità, sono stati importanti. Nell'Ottocento non solo la Corsica era un luogo di soggiorno possibile per patrioti italiani, pensiamo a Francesco Domenico Guerrazzi, ma non è stato il solo. Niccolò Tommaseo prese l'iniziativa di pubblicare delle lettere di Pasquale Paoli, una scelta. Oggi da un punto di vista filologico ci sarebbe molto da dire sui criteri adottati all'epoca da Tommaseo per questa edizione, ma la cosa significativa è che fosse stata presa appunto l'iniziativa di pubblicare le lettere di Paoli, visto come un personaggio della cultura italiana, e la sensibilità italiana dell'Ottocento vedeva la Corsica come un pezzo di Italia che per gli accidenti della storia politica era diventata territorio francese, ma insomma culturalmente era italiana. E in effetti sino a, mi pare, a metà dell'Ottocento, forse sino al secondo impero,
l'italiano continuava ad essere una lingua di uso anche nei documenti ufficiali, per esempio negli atti notarili, se non ricordo male, rogati in Corsica. Poi diciamo, la vera francesizzazione, diciamo, è stata accelerata piuttosto dal Secondo Impero in poi. Ora, questo interesse italiano per la Corsica ha visto poi una seconda stagione dopo il 1922, e il personaggio al quale si deve la focalizzazione di un forte interesse di studio per la storia corsa e anche per Paoli è stato Gioacchino Volpe. Volpe è stato uno dei maggiori storici italiani della prima metà del Novecento. È stato anche un organizzatore culturale e uno dei principali organizzatori culturali durante il ventennio fascista, anche se Volpe andrebbe piuttosto considerato in quella fase piuttosto un nazionalista monarchico che come dire, qualche distanza nei confronti delle direttive del regime la prendeva anche, però non c'è dubbio che ha avuto il ruolo di propulsore di interessi per la storia della Corsica. Non solo ha fondato l'Archivio Storico di Corsica, una rivista durata 20 anni, è finita nel 1943 per ovvi motivi, che è una miniera di studi e di ricerche tuttora utili, tuttora punti di riferimento. Forse per qualche tempo snobbata un po' dagli amici francesi e corsi che insomma tendevano a utilizzarla poco, ma in realtà una rivista serissima di ottima qualità, non propagandistica. E poi Volpe prese l'iniziativa di proseguire l'idea di Tommaseo di pubblicare le lettere di Paoli. Alla fine degli anni 30 ha raccolto una serie di saggi in un libro al quale diede il titolo Storia della Corsica italiana. È una raccolta di saggi, non è uno di questi, è anche un profilo molto generale di storia corsa, ma insomma è una raccolta di saggi. E lì Paoli viene visto come un personaggio importante, un personaggio di statura nazionale e internazionale. E la storia della Corsica viene vista come un pezzo della storia italiana che appunto è stato come dire, un tragitto che è stato interrotto dalla sconfitta militare di Paoli nel 1769 e quindi dall'annessione alla Francia. Volpe lancia il progetto di pubblicare le lettere di Paoli. Questo progetto è andato avanti un po' a rilento, nel senso che non sono mai state pubblicate in sua vita nessun volume delle lettere, ma tutti via via gli allievi dell'Istituto Storico Italiano per l'età moderna e contemporanea avevano, non proprio tutti, ma insomma avevano il compito di raccogliere le lettere di Paoli nelle diverse biblioteche, nei diversi archivi. Uno degli ultimi ai quali questo incarico è stato dato è Chi vi parla, e quindi io ho cominciato a interessarmi di Pasquale Paoli della Corsica proprio per queste ragioni di tipo, come dire, il professor Saitta, che allora era presidente dell'istituto, mi disse: Bitossi, lei è disposto a fare un penso? Dico: beh, certamente, era il colloquio di ammissione all'istituto, certamente. Dice: bene, si occuperà delle lettere di Paoli, cerchi un po' le lettere di Paoli, cosa che ho cominciato a fare, ma in realtà poi l'iniziativa è andata avanti grazie ad Antoine Graziani, perché mettendo a disposizione la sua conoscenza della storia corsa e degli archivi e delle biblioteche corse, perché in precedenza si era lavorato soprattutto sulle sedi italiane e qualche cosa all'estero, però microfilm dagli Stati Uniti per esempio, dall'Inghilterra erano stati raccolti, ma poi l'avvio vero di questa impresa c'è stato quando appunto Antoine Graziani ha cominciato ad occuparsene. Attualmente sono usciti 8 volumi
8 volumi delle lettere di Pasquale Paoli, siamo attorno alla 2300 e qualche cosa mi sembra, e all'anno 1766. Questo vuol dire che l'impresa verrà portata a termine da qualcun altro fra parecchio tempo, perché Paoli morì nel 1807. Quindi siamo ancora una quarantina di anni indietro rispetto alla conclusione del suo percorso vitale. Il fatto che Volpe avesse promosso queste ricerche sulla Corsica in un certo senso ha rappresentato nella storiografia italiana un handicap, perché dopo la caduta del fascismo l'interesse per le vicende corse, soprattutto quelle di età moderna, per il Medioevo è un po' diverso. Hanno continuato a studiarlo abbastanza il Medioevo, i rapporti con Pisa per esempio, oltre che con Genova, ma per l'età moderna c'è stato come una sorta di buio. Per alcuni decenni nessuno si è più occupato di Corsica, neanche a Genova. Era come se fosse un argomento un po' bruciato dall'impostazione effettivamente nazionalista, quasi un po' irredentista di Volpe. In un certo punto lui dichiara anche che all'inizio della seconda guerra mondiale con alcuni amici dice ma perché non andiamo in Corsica, vediamo di fare qualche cosa, di organizzare qualche cosa, cioè quindi diciamo così, di promuovere una sorta di redentismo culturale, di collegarsi a correnti di cultura corsa che immaginavano potessero avere il desiderio di inserirsi nell'Italia del regime. Quindi bisogna aspettare parecchio tempo, e l'altro grande nome al quale va legata la riscoperta, possiamo dire, di Paoli è quello di Franco Venturi. Franco Venturi, personaggio che più diverso da Volpe non si potrebbe immaginare, da un lato un uomo delle istituzioni del regime fascista, dall'altro lato un esule partigiano, azionista, tant'è che Venturi nei confronti del libro di Volpe, Storia della Corsica italiana, ha delle espressioni anche piuttosto pesanti, ecco, piuttosto severe nel suo libro. Ma in 700 Riformatore, che è uno dei capolavori della storiografia italiana del secondo Novecento, in uno dei volumi, perché sono più di 3000 pagine in tutto, ci sono 220 pagine Patria e Libertà, e sono dedicate alla rivoluzione della Corsica. E Venturi a sua volta inserisce Pasquale Paoli nel dibattito culturale europeo. Ne fa una figura, ricorda come è stata una figura, appunto, mi ricollego al concetto di celebrità, no? Lo vede, lo segue attraverso quello che della Corsica in rivolta contro Genova veniva scritto nelle gazzette, nelle pubblicazioni che uscivano in tutta Europa, quindi un personaggio di statura europea. Ho parlato di gazzette, di libri a stampa, perché Venturi, grandissimo storico, era più storico di biblioteca che non storico d'archivio. Quindi le ricerche poi sulle vicende concrete di questa lunga guerra di indipendenza, lunga e fallita guerra di indipendenza, che sono ricostruibili appunto attraverso gli scavi negli archivi, sia qui a Genova, e qui a Genova di studiosi francesi e corsi per molto tempo non se n'è visto quasi nessuno. Quando lavoravo in archivio di Stato mi sono preso la briga di andare a vedere chi aveva consultato che cosa negli anni precedenti, e trovavo poche persone venute dalla Francia a studiare la documentazione sulla Corsica.
E questo di nuovo fino a quando, in epoca recente, quindi il lavoro di Venturi è della fine degli anni '80, e gli sviluppi ulteriori sono venuti un pochino dopo, tra gli anni 90 e l'inizio degli anni 2000, e sono provenuti proprio da ricerche archivistiche, da scavi archivistici, di cui è stato ed è tuttora grande protagonista Antoine Graziani, e ora c'è una nuova recluta che è Éric Miceli, quindi una nuova esponente di una nuova generazione di studiosi. Perché sottolineo questo passaggio dallo studio degli echi nelle gazzette, nella stampa internazionale, alla ricerca degli archivi? Perché in effetti la pubblicazione delle lettere di Paoli permette di seguire non solo la biografia del personaggio. Le lettere si fanno molto più frequenti o frequentissime proprio quando Paoli nel 1755 assume il generalato, cioè diventa il leader della guerra di indipendenza, e noi seguiamo praticamente una guerra di indipendenza o la rivoluzione corsa, se vogliamo dire così, minuto per minuto, attraverso le lettere. Possiamo proprio seguire tutti da un lato gli scambi di opinione con i suoi aiutanti, i suoi seguaci, i suoi amici, dall'altro le corrispondenze con le autorità ufficiali francesi, ministri esteri e così via. C'è poco materiale sul quale lavorare? No, c'è un'enormità di materiale. La documentazione è abbondantissima, e una delle sorprese che personalmente ho sempre provato è stata quella di accorgermi che in realtà questa montagna documentaria o miniera, se vogliamo chiamarla così, era stata poco scalata o poco studiata. E chi mi conosce sa che io in realtà ho studiato l'altra parte, i nemici. Ho studiato l'aristocrazia genovese, cioè proprio quelli contro i quali Pasquale Paoli ha combattuto indefessamente per 13 anni, e che poi hanno ceduto la Corsica, hanno tagliato, per così dire, le perdite, tagliato le spese e ceduto la Corsica alla Francia. In realtà, ricostruendo le letture che vi ho menzionato, la cosa che colpisce è che da un lato Volpe, dall'altro Venturi, ripeto, personaggi opposti sotto molti versi, però su due cose convergono. La prima è riconoscere l'importanza di Paoli. Per entrambi è una figura importante. Per l'altro c'è un giudizio sostanzialmente svalutativo della Repubblica di Genova dell'epoca. Venturi mette tra le illustrazioni del libro il famoso quadro di Magnasco, il trattenimento in un giardino di Albaro, e dice: beh, qui si vede proprio queste dame, questi signori, questi cicisbei che prendono la cioccolata, il cagnolino che corre lì sotto, no? È il segno di un ceto dirigente ormai, come dire, alla decadenza, no? Un paesaggio ricco e ornato, ma delle figure sostanzialmente incartapecorite. Ora, nonostante l'ammirazione profondissima che come tutti ho per Venturi, qualche cosa avrei da eccepire su questa visione della Genova del Settecento decadente, perché forse non si potrebbe considerare che in realtà la Repubblica nel corso del Settecento sopportò 40 anni, resse 40 anni di rivolte della Corsica,
i 3 anni di una guerra rovinosa, quella diciamo legata all'episodio fin troppo celebre di Balilla, guerra rovinosa che era costata moltissimo, aveva rischiato di dissestare il Banco di San Giorgio, eccetera. E insomma, alla fine però questa Repubblica così decadente riesce a risanare il banco, come dire, a sostenere questi decenni di guerra, e finisce l'antico regime essendo ancora una delle principali piazze finanziarie europee, come ha mostrato il grande libro di Giuseppe Felloni sugli investimenti finanziari genovesi. Ancora alla vigilia della rivoluzione francese, in molti, dalla Zarina di Russia all'Hôtel de Ville di Parigi, a membri della Casa Reale francese, vengono a chiedere soldi in prestito a Genova. Quindi insomma tutta questa decadenza forse andrebbe un pochino ridimensionata. Però in un certo senso la ripresa di fine antico regime, Franco Croce Bermondi una volta disse: il Settecento genovese non è un Luigi XV, è un Luigi XVI, e in effetti cronologicamente è proprio una definizione azzeccatissima. E questo slancio di fine antico regime coincide in effetti con l'abbandono della Corsica. Però attenzione, ancora nel 1750 un aristocratico genovese, tra l'altro un intellettuale, Gianfrancesco Doria, autore di una storia della guerra del 1745, valutava che la Repubblica avesse speso sino ad allora, quindi in una ventina d'anni circa, 40 milioni di lire genovine, ma era anche convinto che la guerra si poteva vincere. Nel 1750 Gianfrancesco Doria dice: ce la facciamo, possiamo ancora sconfiggere i corsi. Invece la svolta è data proprio dall'inizio del generalato di Paoli, che segna un passaggio, un salto di qualità. Paoli ha doti di capacità, non c'è solo il carisma, ricorda David Bell, in realtà oltre al carisma personale, che è indubbio, c'è poi una capacità di mediare, di riuscire a tenere assieme famiglie, clan, trattare sul terreno, agire come un federatore piuttosto che come un capoparte, come erano stati alcuni personaggi precedenti, per esempio Giampietro Gaffori, che era stato già prima di lui generale della nazione, ma che era stato poi assassinato, e normalmente si scrive assassinato dai genovesi. No, assassinato per una faida. Ovviamente il commissario generale genovese era ben contento che questo omicidio fosse avvenuto e ha aiutato gli assassini, ma in realtà l'origine dell'omicidio sta in una mera faida dovuta appunto ai conflitti, diciamo, di clan che indebolivano il fronte diciamo degli insorti. Con Paoli c'è un cambio di passo. Paoli è in effetti una figura che dimostra delle capacità politiche e una capacità federatrice indubbiamente superiori a quelle di chi lo aveva preceduto. Tutto questo non basta, ovviamente, perché nel momento in cui interviene la Francia, la sproporzione delle forze militari è tale che non c'è altro esito che la sconfitta e la partenza per un lungo esilio, un esilio che lo porta in Inghilterra per 20 anni. Poi ci sarà un ritorno di Paoli nel 1790, addirittura in quell'occasione i deputati all'Assemblea nazionale costituente, come dire, si esprimono il rammarico per l'oppressione che è stata riservata ai corsi. Il figlio del generale De Vaux, che era stato diciamo, chi aveva sconfitto sul campo Paoli, quasi chiede scusa per quello che aveva fatto il padre, no? E però questo ritorno di Paoli non avrà un esito felice, perché
nel giro di un paio d'anni cominceranno i contrasti tra il corso che prende la rivoluzione in Francia, lascia Paoli perplesso, via via se ne distacca e entrerà a un certo punto in ribellione contro la Francia rivoluzionaria, patrocinerà la formazione del regno anglo-corso, cioè la Corsica si pone sotto la protezione di Giorgio III, il re d'Inghilterra, ma ancora anche in questo caso c'è una sconfitta e Paoli avrà un secondo esilio in Inghilterra, dove morirà nel 1807. Allora, io ho parlato soprattutto di Paoli perché credo sia giusto in questo tricentenario della sua nascita celebrarne la figura, però quello che gli studiosi stanno cercando ormai con successo di ricostruire è un po' una visione più articolata, più complicata delle cose. E allora da un lato vedere l'aspetto genovese, e per esempio Emiliano Beri ha scritto un bellissimo libro sull'organizzazione militare genovese durante le guerre di indipendenza corse. I corsi si ribellano, ma la Repubblica alla fine non è questa entità così disorganizzata, imbelle, ha un suo apparato militare del quale nessuno si era occupato, finalmente ce ne occupiamo. Dall'altro lato, chiedo scusa, dall'altro lato Paoli non è solo, è certo un capo carismatico, ma non è lui da solo a condurre la guerra di indipendenza. C'è tutto un mondo attorno a lui che comprende non solo comprende intellettuali e parecchi, e comprende figure di capi politici che sono in rapporto vario di amicizia, di alleanza, di distanza. E questo è l'argomento del quale parlerà e del quale si è già occupato nella sua tesi di dottorato, diventata un libro, Eric Miceli, e della quale parlerà in questa conferenza. Dalla terza riviera, perché la Corsica è stata definita felicemente la terza riviera della Repubblica di Genova, alla nascita di una nazione, nascita difficoltosa, poi bisogna vedere nasce, non nasce, ma insomma questo lo spiegherà Eric Miceli. E invece Antoine-Marie Graziani farà la sua relazione partendo da una frase, Paoli non è morto a Ponte Novo, cioè la battaglia nella quale i corsi sono sconfitti e dopo la quale Paoli prende la via dell'esilio. Naturalmente non è morto a Ponte Nuovo affatto, c'è tutta la fase successiva della sua vita e in particolare ci si può chiedere perché il fallimento del ritorno di Paoli, perché Paoli rompe con la Francia rivoluzionaria, che pure lo ha fatto ritornare, apparentemente viene accettato, gli vengono attribuite cariche, ma perché anche questo esperimento è un insuccesso, e questo sarà l'argomento della sua relazione. Io non aggiungo altro, non tolgo tempo ai due amici. Chiudo solo con una notazione scherzosa che vi prego di prendere proprio con grado. Quando si legge di Boswell che va in Corsica e celebra il personaggio di Paoli e ne fa una figura popolarissima all'estero,
mi veniva da pensare, ma gli amici cosi si offenderanno, no? Quando Herbert Matthews del New York Times andò a Cuba sulla Sierra Maestra a intervistare Fidel Castro e i suoi barbudos e poi li lanciò come figure popolari. Poi in realtà lì la celebrità c'è stata, ma insomma c'è stato anche il disamore americano molto rapido dopo, però in quel momento, ecco, c'era lo sbarco dell'intellettuale anglosassone, per l'appunto, che scopriva in un luogo abbastanza, non diciamo remoto perché Cuba non lo era, ma insomma in un luogo esotico, una guerra o una guerriglia di indipendenza. Le vicende sono state però molto diverse. Grazie. La ringrazio per la sua presentazione. Allora, per iniziare questo intervento vorrei ringraziare l'Accademia per avermi concesso l'opportunità di presentare alcuni aspetti delle mie ricerche che esplorano come la Corsica, questa terza riviera di Genova, sia potuta divenire una nazione in cerca della sua indipendenza. Per comprendere meglio questo processo dobbiamo fare un passo indietro. Nel 1562, quando la Repubblica di Genova incaricò il magistrato di Corsica della gestione dell'isola, le sue politiche furono determinate dalle divergenze all'interno del patriziato genovese. Da una parte c'è l'idea di sfruttamento economico di questo territorio e dall'altro c'è una dottrina del non innovare ben formulata negli scritti di Andrea Spinola. In effetti quest'ultimo considerava la Corsica come un elemento cruciale per la libertas della Repubblica. Più debole è l'isola di Corsica, più facile sarebbe la sua dominazione. Questo non innovare comportava un allentamento del controllo diretto sugli affari interni dell'isola, delegando ai notabili rurali la gestione politica. Anche qualora la Repubblica avesse voluto intervenire, sarebbe riuscita a farlo solo per mezzo della mediazione di queste elite rurali o notabili, dalle quali dipendeva totalmente la Repubblica. Queste elite rurali erano divise in fazioni e si sorvegliavano a vicenda per evitare che un singolo gruppo acquisisse troppo potere. Ad esempio nel 1568 il nobile Ottaviano di Biguria chiese che, sto citando, nessun corso né dipendente da un corso potesse servire in una cancelleria. Nel 84 Pasquale Pozzo di Borgo avanzò una richiesta simile per la legione del Dila da Monti e nel 97 Lazzaro Costa fece altrettanto per il paese aiacino. Con gli anni queste restrizioni si moltiplicarono su tutto il territorio. Infatti per questi notabili era preferibile escludere chiunque dall'accesso alle cariche professionali piuttosto che rischiare che un avversario ne avesse vantaggio. In altre parole, meglio nessuno che qualcun altro. L'invidia e la gelosia erano il cuore di questo regno di Corsica all'epoca moderna. Se gli interessi dei notabili furono all'inizio di questa politica, essa si ritorse contro di loro nel Seicento, un periodo segnato da una crescente valorizzazione delle carriere professionali. A metà di questo secolo si verificò un cambiamento significativo. I rappresentanti corsi chiesero di rivedere le restrizioni limitandole all'esercizio della professione solo nella propria regione di origine.
I genovesi le explicarono che l'accesso a queste carriere era stato chiuso per i colsi non per loro volontà, ma in conformità agli stessi statuti della Corsica. Allora, possiamo chiederci se l'integrazione dei colsi nel sistema genovese era quindi proprio impossibile. Infatti questa politica dei notabili nella seconda metà del Cinquecento aveva sicuramente ostacolato l'integrazione tra le elite colse e quelle genovesi. Questo aveva portato a un isolamento progressivo delle elite colsi degli presidi litorali, incoraggiando una specie di endogamia al loro interno e l'esogamia con le famiglie liguri. Tuttavia, nulla era completamente impossibile. Il Liber Nobilitatis della Repubblica di Genova dimostra che alcune famiglie colse, come i Casalta o i Banchero di Bastia o ancora i colonnadistri del sud, riuscirono a fare sposare le loro figlie con importanti famiglie genovesi stabilite sull'isola. Sebbene rari e non sistematici, questi casi dimostrano che le opportunità esistevano. L'integrazione era tuttavia meno difficile per i presidiani che per i rurali, i quali potevano sfruttare le ambiguità legate alla loro identità urbana. Un esempio emblematico è quello della famiglia Solba di Ajaccio, che fornì 2 ambasciatori genovesi a Versailles nel Settecento. Altri come Francesco Canali o Aliotto Begnelli, 2 avvocati colsi, uno bastiese e l'altro aiacino alla fine del Seicento, acquistarono notorietà e ricchezza tali da potersi stabilire tra l'isola di Corsica e la città di Genova. La fine di questo secolo segna l'emergere di nuove ambizioni politiche e professionali, con lo sviluppo di elite pronte a inserirsi nel governo della Corsica. Tuttavia, questa nuova coscienza politica non implicava ancora un'idea di secessione. Nel corso del Seicento, la Repubblica di Genova, pur mantenendo la sua politica discontinua, intraprese una svolta significativa, attenuando la dottrina del non innovare e avviando politiche agricole destinate a impedire le cagliestie e a favorire gli scambi commerciali. Questa politica, detta della coltivazione universale del Regno di Corsica, iniziata nel 1638, si inseriva in questa visione, secondo la quale la presunta barbarie e inciviltà dei colsi non era un dato naturale né un fenomeno naturale, ma piuttosto il risultato di politiche pubbliche insufficienti. Questo era un cambiamento di paradigma che i riformisti genovesi del Seicento e del Settecento avevano chiaramente in mente. Con un sviluppo adeguato, i colsi non avrebbero potuto diventare liguri come gli altri. Sul tramonto della pace genovese, la questione dominante diviene il ruolo di queste elite colse sia nell'isola sia nel più ampio contesto della Repubblica. Nonostante si dichiarassero discendenti delle famiglie più nobili d'Italia, il potere e ricchezze di queste famiglie colse erano in termini qualitativi e quantitativi marginali rispetto al resto della penisola italiana. Esisteva dunque un forte disallineamento tra ciò che queste elite si percepivano di essere e ciò che in realtà erano. A questa preoccupazione si aggiunse all'inizio del Settecento una serie di cattivi raccolti che aggravò la situazione politica e sociale già difficile dell'isola. Un piccolo incidente nell'esazione fiscale nel dicembre del 1729 scatenò una spirale di violenza che la Repubblica non riuscì
a contenere. Nel 1730 i principali notabili del nord si trovarono di fronte a un dilemma. Cosa fare? Cosa fare poiché i genovesi dipendevano da loro per ristabilire l'ordine. E in questo caso non avrebbero potuto approfittare della situazione per imporsi come mediatori cruciali. Fu così che Andrea Cecaldi e Luigi Giaffelli prendevano il comando della rivolta popolare e conferirono a questo movimento una dimensione singolare. Liberarsi, sì, ma con moderazione. Per Cecaldi e per Giaffelli era essenziale esercitare pressione sulla Repubblica di Genova, ma in modo misurato per poter poi negoziare un miglioramento del loro status sociale. Nel marzo del 31 un congresso di teologi definì la natura della guerra in corso. Non si trattava di una semplice rivolta, la quale sarebbe stata un peccato, ma piuttosto di una guerra giusta che sarebbe proseguita finché la Repubblica non avesse migliorato il trattamento delle popolazioni corse. Il programma politico era chiaro. Nel contesto di questa guerra giusta si sviluppò anche un nuovo discorso patriottico. Sebbene fondato sull'obbedienza, questo patriottismo ora si rivolgeva a una figura simbolica della nazione rappresentata da una donna, la madre di tutti i colti. Ma in questa grande famiglia che erano tutte le popolazioni di Corsica, i notabili assumevano il ruolo di fratelli maggiori a cui gli altri dovevano obbedienza. Questo patriottismo si trasformò in uno strumento politico per incanalare la rabbia delle popolazioni contro la Repubblica, considerata come la principale responsabile della situazione. Tuttavia, col tempo questo discorso patriottico si autonomizzò, guadagnando terreno e si propagò sempre di più, radicalizzando le popolazioni e paradossalmente finendo per colpire i notabili stessi quando cercarono di rientrare nell'orbita repubblicana. Infatti, per questi notabili c'era solo una prospettiva: affinché la Repubblica ristabilisse l'ordine, sarebbe stata costretta a cedere prima o poi. Infatti il problema risiedeva nel fatto che questa strategia si basava su un errore, perché esisteva un'altra opzione per la Repubblica: fare appello a un altro principe per ristabilire l'ordine. Nel 1932 gli imperiali sbarcarono e imposero il ritorno all'ordine. Ma già nel 1933 la rivolta riprese e di fatto l'intera decade degli anni 30 fu segnata dalla difficile costruzione di un rapporto di forza. Nel 1935 i notabili arrivarono addirittura a dichiarare un'indipendenza, sebbene anche questa dovesse essere letta come una facciata. Nel 1936 accade lo stesso con l'elezione di Théodore di Nehoff come re, che assunse sotto molti aspetti la funzione di un podestà modernizzato, incaricato di dare un'apparenza di unità a questa società fortemente faziosa. Va sottolineato che questa prima generazione di rivoluzionari corsi aveva conosciuto e praticato le istituzioni della Corsica genovese, utilizzandone il suo linguaggio politico e simbolico. Vi era dunque una continuità del discorso nonostante la rivolta. Nel 1937 la Repubblica fece nuovamente appello a un'altra potenza per ristabilire l'ordine, ma questa volta alla Francia. 2 anni dopo, la prima generazione di rivoluzionari riuscì a partire di Corsica grazie a un accordo proposto dal re di Napoli. Così
Cecaldi, Giaffeli e un altro personaggio che vedremo un po' dopo, Giacinto Paoli, partirono dalla Corsica per giungere a Napoli, dove entrarono in un reggimento corso al servizio di questo re. Questo esercito non aveva come obiettivo fare guerra, ma piuttosto solo indebolire la rivolta. Lo stesso anno il re di Francia istituì anche lui una truppa di corsia al suo servizio. Tuttavia, queste due politiche non ebbero l'effetto sperato. Invece di indebolire la rivolta, portarono alla sostituzione di quella generazione di rivoluzionari con una nuova, guidata da un certo Domenico Rivarola, che nel corso degli anni 40 si alleò con le potenze opposte alla Repubblica, ossia gli inglesi e i Savoia. L'idea dominante in questa fase era che, siccome la Repubblica rifiutava di negoziare, sarebbe stato necessario separare il regno di Corsica per unirlo a un altro principe. La guerra di successione austriaca non fece che accentuare le opposizioni e divisioni tra i rivoluzionari, che si schierarono con uno dei belligeranti. Qualunque fosse la scelta, si trattava comunque di scommesse rischiose e pericolose. Ciò che cambia durante la seconda metà degli anni 50 è che questa seconda generazione di rivoluzionari ha ceduto il posto a una terza, generalmente nata negli anni 20 e che non ha mai conosciuto questa Corsica genovese, ma solo la guerra, solo la rivoluzione. Non si tratta solo di un conflitto generazionale, ma anche di due concezioni della vita politica, conseguenza di percorsi e esperienze diverse. Infatti, se questa generazione ha innovato politicamente, lo ha fatto soprattutto perché non ha mai conosciuto la tradizione politica precedente, quella della Corsica genovese. E in questo periodo Pasquale Paoli, che aveva accompagnato suo padre Giacinto a Napoli, dove aveva ricevuto un'educazione mescolando solidità conservatrice e apertura illuminista, torna sull'isola nell'aprile del 55. Nel luglio dello stesso anno Pasquale viene eletto generale della nazione e sin dall'inizio Paoli mostra le sue ambizioni di costruire uno Stato orientato al bene comune e sempre nello stesso anno introduce una Costituzione che pone al centro dell'attività governativa la ricerca della felicità pubblica, in un equilibrio tra le idee repubblicane del Rinascimento e quelle nascenti della modernità. Con il suo Stato, l'obiettivo a breve termine di Pasquale Paoli è evidente: fare giustizia e mantenere l'illusione di un'unità nazionale, nonostante le numerose divisioni tra i rivoluzionari. A medio e a lungo termine la sua strategia politica è meno chiara per i contemporanei. Abbiamo noi una visibilità sugli eventi che i corsi dell'epoca non potevano avere. Ciò che dobbiamo subito sottolineare è che Paoli ha in mente un nuovo programma politico, una visione innovativa che include anche un approccio internazionale. È per questo che Paoli decide di giocare la carta della neutralità durante la guerra dei 7 anni, non schierandosi con nessuna delle parti tra gli inglesi e i francesi. Si tratta di una scelta pragmatica, logica e forse la più strategica, perché se non scelgo alcune parti non rischio di perdere. Paoli si impegna così in questo sottile gioco diplomatico per mantenere la neutralità della nazione, nonostante le pressioni esterne, e perché che Pasquale Paoli permette a alcuni dei suoi collaboratori di promuovere discorsi pro-francesi, mentre altri appoggiano la causa inglese.
Don Gregorio Salvini, un ricco proprietario terriero e patriota filo-francese, pubblicava nel 1958 un'opera, La giustificazione della rivoluzione di Corsica, in cui invitava il re di Francia a intervenire sull'isola, facendo riferimento alla precedente intervenzione francese interrotta dal trattato di Cateau-Cambrésis nel 1559. Dall'altra parte, Paoli invia il suo fedele amico Gianquilico Casabianca a Torino e poi a Napoli per incontrare gli emissari inglesi. In quegli anni un altro paolista, Colonna Onfriani, è inviato a Londra per incontrare il segretario di Stato Fox. Questo doppio gioco permette alla nazione corsa di evitare di schierarsi apertamente, però il problema resta l'equilibrio tra le diverse volontà dei rivoluzionari. Perché fare la rivoluzione? Quali sono le ragioni che ci hanno spinto a intraprendere questa guerra, questa rivoluzione? O più precisamente, perché la generazione precedente vi si è dedicata. Il momento paoliano delle rivoluzioni corse diventa così l'espressione di volontà diverse tra i corsi e questa contraddizione esplode nella prima metà del 61, quando il doge Agostino Lomelini accetta di negoziare con i liberi, accettando alle grandi famiglie corse l'accesso alla nobiltà e alla cittadinanza genovese. Quando gli emissari di Lomelini arrivano sull'isola, non sono accolti con entusiasmo, nonostante che una parte significativa della notabilità filo-rivoluzionaria fosse favorevole a questa conciliazione. Nel maggio del 61, in Casinca, un'assemblea popolare si divide tra i corsi sostenitori di questa conciliazione e gli altri. La situazione è tale che Pasquale Paoli deve intervenire con fermezza per fare prevalere la posizione di intransigenza. Sebbene Paoli vinca e proclami ufficialmente l'indipendenza del governo nazionale della nazione corse, si pone contro una parte della notabilità che lo aveva sostenuto fino a quel momento. Tuttavia, a quel momento il partito tanto paolista che statale è ormai abbastanza forte da vincere questa battaglia politica, questo rapporto di forza. Il panorama politico corso è cambiato. Paoli è diventato il capo di uno Stato capace di garantire la sua propria autorità. Da quel momento in poi, attorno a Paoli e alla sua generazione di trentenni, si esprimono le idee del tempo. Uno Stato moderno sostenuto da una forza pubblica. Questo ideale si può spiegare sia attraverso le idee diffuse all'epoca, come quelle di Ludovico Antonio Muratori o ancora Antonio Genovesi, sia attraverso l'esperienza concreta della realtà corsa. Ad esempio, questa volontà di costituire uno Stato radicato e capace di amministrare il territorio sembra essere la conseguenza naturale di un'esperienza collettiva in cui la Repubblica di Genova non aveva mai svolto questo ruolo in Corsica. Paoli, illuminista e uomo dalle radici cattoliche moderate, si impegna così nella costruzione di uno Stato moderno. Nel 1760 Paoli ha fondato una stamperia nazionale che diventerà fondamentale per la diffusione di libretti patriottici e per la pubblicazione di una gazzetta nazionale, I Laguagli dell'isola di Corsica, che diventerà uno strumento centrale per la creazione di un immaginario e di una coscienza politica e patriottica corsa. Negli stessi anni viene creata una flotta nazionale per proseguire la guerra contro la Repubblica via mare.
un'azione che secondo Paoli porterà un cordoglio amalissimo a questa Repubblica che ama tanto il denaro. Inoltre una politica astuta nei confronti degli ebrei di Livorno permette alla nazione corsa, alla Corsica indipendente, di inserirsi nell'economia regionale. Nel 65 viene istituita un'università pubblica che formerà circa 300 studenti prima della sua chiusura avvenuta con la conquista della Corsica da parte dei francesi. Anche se nulla è perfetto in questa Repubblica corsa, dove l'uguaglianza non deve essere, secondo Paoli, una parola priva di significato, la democrazia rappresentava uno strumento contro le grandi famiglie di notabili che avevano dominato la politica corsa per secoli. La Repubblica corsa si oppone alle notabilità locali accusate di non essere interessate al bene comune ma solo ai propri interessi. L'ideologia dell'unione acquista soprattutto un significato di fronte alla frammentazione interna della società corsa. In effetti, il grande nemico della costruzione di uno Stato corso non è tanto la Repubblica, che non ha mai condotto una vera guerra contro la Corsica, ma piuttosto altri corsi, leali alla Repubblica o ex rivoluzionari che hanno scelto di tornare nel campo repubblicano per opporsi al progetto paoliano. Pasquale Paoli, uomo impregnato di cultura antica, vede chiaramente in questa lotta un'analogia con le divisioni tipiche delle vecchie storie romane. Solo il bene comune può salvarci. Questo momento paoliano esprime così una contraddizione nei patriottismi corsi. Da un lato quello legato all'ancien regime, dall'altro un nuovo patriottismo veramente nazionale. Leonardo Grimaldi, un francescano e ideologo di questo momento paoliano, fonda un patriottismo corso che non può che evolversi verso un paolismo e, oltre, un indipendentismo. Questo momento paoliano segna così una crisi originale nei sentimenti patriottici corsi. Nel 1761 la nazione corsa si è ormai unita attorno a quest'idea politica di indipendenza. La terza riviera non è più neppure un ricordo. Tuttavia, nello stesso anno in cui la nazione decide la sua indipendenza, un altro evento segna indirettamente il suo destino. Il duca di Choiseul, ministro francese, comprende che la Francia ha perso l'America e inizia a pensare a una nuova politica mediterranea di cui la Corsica potrebbe essere la sua prima tappa. Dopo la firma del Trattato di Parigi nel 1963, che organizza la fine della guerra dei 7 anni, la Repubblica di Genova e la Francia firmano il secondo Trattato di Compiègne, che prevede l'occupazione delle presidi costiere per 4 anni, dal 64 al 68. Ma si tratta infatti di un inganno che è svelato solo nel 68 con il Trattato di Versailles, che fissa il trasferimento della sovranità portando alla conquista dell'isola nel 69. Questi sono gli anni in cui la fama di Pasquale Paoli si fa più forte, soprattutto grazie al successo letterario del turista scozzese James Boswell, che ha visitato l'isola su raccomandazione di Jean-Jacques Rousseau. Il suo libro, La Count of Corsica, ottiene un successo enorme, facendo dei corsi un popolo simile agli antichi, impegnato in una lotta per la sua libertà. In questo periodo e nei mesi successivi alla conquista, Paoli diventa
così l'oggetto di numerosi ritratti e libri, i quali riflettono tutti il modo in cui le società europee si sono identificate con la lotta disperata dei corsi. Tuttavia, la grande domanda che la storiografia non ha mai realmente affrontato è cosa significava sostenere i corsi. Molto spesso nelle gazzette e i libri del Settecento la questione corsa si è stata ridotta a una figura letteraria astratta. Per dirlo altrimenti, la corsica rivoluzionaria era un pretesto per parlare delle società, degli autori e non veramente della realtà politica corsa, come quando il riformista lombardo Alberto Foltis chiedeva perché il governo di Pasquale Paoli è così eccellente. Foltis rispondeva, sto citando, che era perché era quasi esattamente ricopiato su quello d'Inghilterra. Ma questa affermazione è completamente falsa. Infatti Foltis non conosceva la Costituzione corsa. Tuttavia Foltis ci suggerisce qualcosa di importante. Nell'Europa del Settecento, dove il vento della libertà veniva dal nord, dall'Inghilterra e dalla Olanda, i modelli politici italiani sembrano ormai obsoleti e in questo caso la corsica non potrebbe diventare la prima tappa nella conversione globale dell'Italia alle nuove idee politiche. Sostenere la corsica contro la Repubblica di Genova significava sostenere l'ideale di una riforma globale e, come lo diceva Franco Venturi, piuttosto che la violenza, la volontà di un Settecento riformatore. Vi ringrazio. Bene. Allora, un professore di Bastia, che non è un amico come il mio amico Carlo, ha preso l'abitudine di dire Pasquale Paoli non è morto a Ponte Nuovo. Intende così mostrare che il Paoli non si limita al generalato, ma che ha anche partecipato alla rivoluzione francese e forse ricordare che ha aderito almeno un tempo a questo. Per comprendere su quali basi si è formato in Corsica il Partito Patriota durante la Rivoluzione francese, si può citare la lettera di Napoleone a Paoli del giugno 1789. Nacqui quando la patria periva. 30.000 francesi vomitati sulle nostre coste che annegavano il trono della libertà in frutto di sangue. Questo fu lo spettacolo odioso che per primo colpì il mio sguardo. Per giudicare della sua autenticità basta confrontarne il testo a quello indirizzato il 6 novembre 1789 ai nostri signori dell'Assemblea nazionale da altri membri del Partito Patriota. Strappati alla libertà quando iniziavamo a gustarne la dolcezza, siamo da 20 anni incorporati alla monarchia. Lasciaste la nostra isola, scrive a Paoli il giovane Napoleone, e con voi scomparve la speranza della felicità. La schiavitù fu il prezzo della nostra sottomissione. Oppressi della triplice catena del soldato, dell'uomo di legge e dell'esattore, i nostri compatrioti vivono disprezzati da coloro che detengono le forze dell'amministrazione. Chiaramente i nuovi patrioti corsi nel 1789 si riferiscono al generalato paolista, considerandolo un precursore della rivoluzione in corso. Aderendo alla rivoluzione francese si permette alla Corsica di riprendere posto nell'Europa del progresso, contro la Francia dei privilegi, che è quella del partito monarchico che tenta di opporsi al ritorno del generale stabilitosi a Londra dal 1769. Rientrato Paoli in Francia, Lafayette l'ha guidato dalle principali autorità, l'ha presentato nei salotti, l'ha fatto applaudire nei club. L'8 aprile 1790 ha incontrato il re.
Il 22 aprile è ricevuto alla seduta dell'Assemblea Costituente, presentato da Salicetti, e viene acclamato. Ringrazia i membri dell'Assemblea di aver istituito la libertà alla Corsica. Ma in Francia si mormora molto contro la mancanza di civismo dei corsi. Non è dunque un caso che si sia lasciata andare una delegazione a cercare il vecchio generale. Secondo l'ambasciatore genovese in Francia, Spinola, lo scopo è chiaramente quello di ristabilire la tranquillità nell'isola. Paoli arriva in Corsica nel luglio 1790 e partecipa all'assemblea riunitasi per scegliere gli amministratori del nuovo dipartimento. Paoli ne è eletto presidente e apre l'assemblea con un discorso nella quale ricorda l'elezione della storia, la lotta contro gli oppressori genovesi, la Costituzione del 1755, la capacità dimostrata dai corsi di governarsi da soli, il ricordo del dispotismo che aveva inviato nell'isola forze immense. I corsi hanno stabilito un governo repubblicano, aggiunge, quando il mondo intero gemeva ancora sotto lo scettro dei re. La rivoluzione francese in corso li ha liberati da quegli orrori. Conviene dunque porsi sotto la protezione di una potenza che darà all'isola la protezione della quale ha bisogno. Ma in realtà non assumerà il potere personalmente, rimettendosi completamente ai suoi partigiani, la carica di presidente è soprattutto onorifica. La carica più importante è quella di procuratore sindaco generale e lo ottiene Cristoforo Salicetti, che essendo già deputato la lascia a Bartolomeo Arena. Il problema è già una questione di generazione. La rivoluzione francese è un affare di trentenni. Nel 1789 Robespierre ha 31 anni, Danton 30, Barère 34. E la stessa cosa in Corsica. Salicetti ha 32 anni, Pozzo di Borgo 25, Giuseppe Napoleone Bonaparte rispettivamente 21 e 20 anni. Lui, Paoli, ha 65 anni. Scarsa conoscenza degli uomini, ma anche della realtà in movimento. In una straordinaria lettera, il 22 dicembre 1789, Paoli si lancia in una rilettura complessiva della situazione della Corsica del tempo, assimilandola erroneamente a quella che aveva conosciuto al tempo del suo generalato. Si è costretti a riconoscere, come Jean de Francesca l'ha scritto, che la vendita dei beni nazionali e più ancora la questione delle grandi concessioni demaniali sono una delle principali cause della rottura in seno al Partito Patriota. Egli presenta un studio quantitativo secondo il quale solo 500 individui su una popolazione di un po' più di 150.000 abitanti, ovvero lo 0,33%, hanno approfittato di queste vendite. Contrariamente a Paoli, che riteneva che i beni nazionali in Corsica fossero poca cosa, il direttorio del Dipartimento promuove il decreto dell'Assemblea nazionale che prevede facilitazioni per acquistare terre che considera di quantità considerevoli. Quando nel 1790 si tiene la riunione di Orezza, Salicetti si fa nominare a Parigi come membro del Comitato di alienazione dei beni nazionali. Come scrive l'Abate Casta, fiuta già i buoni affari da realizzare. Altri dati mostrano la coincidenza tra il partito di Salicetti e i beneficiari della vendita dei beni nazionali. 59 dei 65 famiglie che cercarono asilo nei presidi al momento dell'insurrezione paolista avevano effettuato da sole 302 acquisti, corrispondenti a quasi il 43% di tutti i beni nazionali. Lì Arena, in evidenza si trovano i Bonaparte, Lì Arena e Salicetti stesso. Salicetti lui solo fa 71% dei beni nazionali della giurisdizione di corte. Salicetti è il più importante acquirente di Corsica anche per i beni religiosi.
A suo riguardo l'abate Cast parla addirittura di un caso Salicetti. In realtà già all'inizio del 1792 esistono ormai due partiti che si affrontano sotterraneamente. Paoli rimproverà i membri del partito di Salicetti di mancare di moderazione e di suscitare disordini. Diffida dal carattere iroso e vendicativo di Salicetti. È pieno di zelo, ma crede a tutto che gli Arena gli dicono. Tra gli stessi che gli sono vicini, Paoli scopre una cricca di giovani ambiziosi, pronti a tutto per occupare delle cariche. L'inesperta gioventù vuole avere gli impieghi ed il popolo poi ne soffre per la loro inesperienza. Gente che sa potente nei comitati rivoluzionari e nei club, inserita nei reti nazionali come Bartolomeo Arena, che al momento della spedizione in Sardegna chiede niente di meno che di recarsi in Corsica per organizzare una leva in masse di volontari. Ciò che Paoli non comprende, lontano come dalla realtà dei movimenti in corso, è che la sessualità così apprezzate all'inizio della rivoluzione, moderazione, prudenza, accettazione liberale del pluralismo, non sono più di moda nel periodo che si sta aprendo. Ritenendosi al di sopra della perfidia delle accuse rivolte, si limita in un primo tempo a rimprovare la piccola cricca. Ma in realtà Paoli si mostra furioso tanto delle elezioni di Arena quanto di quelle di Napoleone. Le guardie nazionali non valgono un corno, ma potrebbero far nascere disordini perché sono composte di gentaglia disordinata e non hanno ufficiali che sappiano farsi obbedire. A Pasqua del 1792 ad Ajaccio, Napoleone Bonaparte avrà un primo scontro alla testa delle guardie nazionali in un affare dai contorni oscuri che di nuovo Paoli metterà a tacere. Nel luglio 1790 Antonio Costantini, un mercante di granaglia di Bonifacio, partigiano della rivoluzione, espone un reclamo da presentare alla Corte di Torino riguardo alla proprietà delle isole situate tra la Corsica e la Sardegna, delle quali il re di Sardegna si è impadronito nel 1767. Più tardi, sotto la legislativa, lancia l'idea di un intervento militare per impadronirsi di queste isole, della mezza galera salda di guardia e della torre di Longosaldo per controllare il passaggio dello stretto. Poi, il 14 maggio 1792, va oltre e propone la conquista della Sardegna. Il progetto è approvato da Salicetti, allora procuratore generale sindaco, poi dal deputato corso Mario Peraldi, per ragioni tanto economiche quanto ideologiche. Paoli, nominato capo militare della Corsica, riesce a riunire solo 1800 uomini. Non poteva far di meglio e la spedizione priva Paoli di truppe delle quali ha bisogno per assicurare il mantenimento dell'ordine in Corsica. Sin dall'inizio Paoli e l'altro capo militare della spedizione sono accusati di tiepidezza. Le truppe attese consistono in buona parte in un contingente di 6.000 volontari che la municipalità di Marsiglia si è impegnata a raccogliere. Strana truppa, questi 6.000, presto soltanto 4.500, dei quali solamente 1.000, secondo lo stesso Arena, sono armati e per giunta sono malnutriti, mal preparati, senza mezzi. Uomini in gran parte di 15 o 16 anni di età, osserva il generale Casabianca. La spedizione di Sardegna fallisce miseramente. Malgrado l'arrivo dei rinforzi marsigliesi si perde tempo davanti a Cagliari. A fine gennaio, colonna di Cesare Rocca conduce un attacco alla Maddalena. Solo il battaglione dei volontari corsi di Ajaccio e di Talano può partecipare all'operazione sotto la direzione di Cuenza per la fanteria e di Napoleone Bonaparte per l'artiglieria. Cosa è conosciuta. Dal 1790 al 1792 nelle elezioni dipartimentali sono stati eletti solo membri del Partito Patriota.
ma nel 1792 l'abbiamo visto, questo partito si è disintegrato. Il 12 settembre 1792 gli elettori si riuniscono per scegliere i 6 deputati corsi alla convenzione. Paoli è malato. Tuttavia, benché assente, è eletto presidente con 396 suffragi su 396. E il partito Salicete a uscire vincitore di un'elezione burrascosa descritta da Volney come praticamente comprata da lui. Gli amministratori prevalgono a suo dire, promettendo agli elettori di farli pagare in contanti. Su 6 deputati solamente 2 sono chiaramente paolisti, uno è più neutrale, 2 altri sono del partito di Salicete, più Salicete fanno 6. La Corsica mantiene la sua struttura partigiana originale sulla quale si sono innestati i cambiamenti dovuti agli eventi svoltisi nell'isola a partire dal 1789. Il successo di Saliceti è di breve durata. Agli inizi di dicembre gli elettori della Corsica decidono di rinnovare completamente l'amministrazione dipartimentale. Si assiste al gran ritorno in sella del partito paulista. Le elezioni di Pozzo di Borgo come procuratore generale sindaco. Paoli lo sa bene, è un casus belli. E questa elezione che Saliceti denuncia quando scrive a Bonaparte di vedere in quella tornata elettorale una vera controrivoluzione. Non ci metterà molto ad avviare il suo piano di denuncia del gruppo di Paoli. Pozzo di Borgo contrattacca denunciando la situazione finanziaria che ha trovato assumendo la direzione del Dipartimento e chiede una sorta di revisione contabile. Proprio quando la Convenzione prende la decisione di inviare in Corsica dei commissari appare il rapporto Clavière. Étienne Clavière è un banchiere ginevrino diventato uno dei grandi finanzieri alla vigilia della Rivoluzione francese e ora è ministro delle Finanze. L'uomo in vita ha suscitato gravi inimicizie e la sua reputazione resta un po' dubbia, osserva uno dei suoi biografi. Proscritto nel maggio-giugno 1793, sfuggirà alla ghigliottina suicidandosi. Clavière conviene che la grandissima maggioranza dei corsi è molto attaccata alla libertà e alla Repubblica francese, ma ci si accorda anche a rappresentare i corsi come poco illuminati. Il loro gusto della libertà deriva più dal gusto dell'indipendenza che dal sentimento meditato dei vantaggi della libertà, compagna della civilizzazione. Per Clavière i corsi non sono abbastanza civilizzati. Avrebbero bisogno di un giornale popolare, come conviene al genere di istruzione primaria necessaria alla Corsica, aggiunge zenuosamente. Tanto da denunciare il ruolo di un perfido intermediario che abusa della considerazione e della fiducia legati al suo nome e che forse sacrifica con gli intrighi e per interesse personale o per servire interessi opposti a quelli della Repubblica i vantaggi reciproci che la Francia e la Corsica trarrebbero di un'amministrazione veramente civica. Questo intermediario che non nomina evidente Paoli. Per il resto, l'amministrazione dipartimentale contava di fare della Corsica un'associazione a carico della Francia e senza nessun risarcimento per essa. La Corsica, che rifiutava gli assegnati, cercava di ottenere una moneta sonante, ciò di cui aveva bisogno per il suo sviluppo. E non bisognava che sotto il pretesto di un'utilità futura la Corsica non sia per noi che una sanguisiga. Il testo riprendeva il vocabolario corrente sotto la monarchia. Di fronte a quello che gli sembrava un libello contro la Corsica e i corsi, Paoli risponde con un testo pubblicato in francese a Parigi, nel quale si dice offeso di veder diffondere dei sospetti sulla lealtà delle sue intenzioni e la sincerità del suo attaccamento alla Repubblica. A Clavière, che chiama in causa il Dipartimento della Corsica come uno di quelli che hanno versato di meno al tesoro pubblico, ricordo le vicende della Corsica.
40 anni di rivoluzione dell'isola seguiti da 20 anni di regime oppressivo del governo monarchico e poi da un nuovo sistema fiscale che i corsi non hanno saputo mettere in opera. Ma ormai il deplorevole fiasco della spedizione in Sardegna e soprattutto la dichiarazione di guerra della Francia all'Inghilterra hanno l'effetto di rendere Paoli sospetto agli occhi del governo rivoluzionario. Il 19 febbraio il Consiglio generale della Corsica al completo scrive a Paoli per fargli conoscere il suo sostegno indefettibile. Ma nel contempo egli ha perso il sostegno dei ministri dell'Interno e della Guerra. In una lettera del 4 marzo, Jean-Marie Roland, che proscritto si suiciderà nel novembre 1793, informa Paoli della sua sostituzione nella carica di ministro dell'Interno. Non che il successore di Roland, Garat, si opponga a Paoli, ma i ministri vivono ormai sotto la pressione del Comitato di Salute Pubblica e lo stesso Garat in autunno sarà arrestato come girondino. Quanto ai ministri della guerra, si succedono a ritmo sfrenato, 13 in 16 mesi. Si comprende perciò che Paoli non arrivi a capire che il brevetto di civismo dato da un ministro della guerra all'indomani dell'affare di Sardegna ha un valore relativo. In una lettera al ministro della guerra, Paoli annuncia l'arrivo dei commissari della Convenzione in Corsica. Sin dall'inizio le cose non vanno bene perché i commissari non lo informano del loro arrivo. Dall'altra parte, Paoli ha sicuramente appreso della venuta con i commissari di Bartolomeo Arena perché tenterà di farlo arrestare appena sbarcato. Il tono diventa chiaramente minaccioso. Il popolo corso è molto attaccato alla Repubblica, ma sempre irriconciliabile con il dispotismo e l'arbitrio. Se i commissari vogliono il bene, tutto andrà bene, altrimenti. Le società patriottiche di Tolone e di Marsiglia denunciano Paoli e la Convenzione con una virulenza senza precedenti. Le bandiere britanniche sventolerebbero sulla Corsica e la cittadella di Corte sarebbe una Bastiglia. È evidente che la municipalità di Marsiglia e di Tolone, che avevano preparato la spedizione di Sardegna, erano sin troppo felici di trovare un capro espiatorio della sconfitta subita, soprattutto se teniamo presente quali sorte cominciava a essere riservata ai comandanti militari sconfitti. I deputati della Corsica avevano presentato Bartolomeo Arena come il denunciatore di Paoli davanti alla Convenzione, ma Paoli ottiene un'altra informazione e in una lettera a Galeazzi chiama in causa Luciano Bonaparte. Luciano, a quanto pare, agì di sua iniziativa. Né Giuseppe né Napoleone sembrano aver avuto parte in questo affare. Annunciando in una lettera ai due fratelli la destituzione del generale, Luciano scrive: non ve l'aspettavate. Paoli rivela che è stato Salicetti a informarlo segretamente dell'esistenza del decreto che le mette sotto accusa. I commissari dicono-si offesi e scrivono per essere richiamati. Scrive: Salicetti gli dice di temere d'essere lui stesso perseguito. Sembra però che Salicetti gli abbia parlato solo della parte del decreto che prevedeva la destituzione sua e di Pozzo di Borgo e dell'obbligo intimatoli di presentarsi alla sbarra della Convenzione, perché si vedrà, e la parte che prevede il loro arresto per mezzo dei commissari a provocare il cambiamento di atteggiamento nella corrispondenza di Salicetti, da quel momento smascherato. Che gioco ha giocato Salicetti in questa circostanza? Confrontiamo il modo nel quale i principali protagonisti parlano del loro incontro. Salicetti, in una lettera a Andrei, vicino a Paoli, scrive contro i cattivi soggetti che circondano Paoli.
ha avuto un lungo intrattenimento con lui e gli ha fatto conoscere il precipizio che gli preparavano degli uomini senza carattere. Ha inteso la verità con quel piacere che caratterizza un'anima grande ed ha finito per dirmi che se la sua salute glielo avesse permesso sarebbe sceso becco per unirsi alla commissione. È lecito dubitare della veridicità di questa affermazione quando la confrontiamo con la lettera rapporto di Lacombe, Saint-Michel e Delchère, gli altri commissari rimasti a Bastia, mentre Salicetti si recava a corte alla convenzione del 14 dopo il suo incontro con Paoli. Al ritorno di Salicetti da corte vi annunciamo che, in base alle sue osservazioni, sembra che l'intenzione del Dipartimento siano perfide, che Paoli è un uomo molto debole, sul quale hanno molto influenza alcuni membri del Dipartimento. Lo hanno persuaso che vogliamo la sua testa. Non è il Paoli di 1768. A Parigi non si può giudicare lo spirito che regna in questo paese e il morale della Corsica non somiglia in niente a quello della Francia, perché la Corsica è quello che era prima della rivoluzione. E Paoli come ha giudicato l'incontro con colui che era stato a lungo considerato il suo delfino? 3 lettere ci permettono di saperne di più. Sembra soddisfatto dell'incontro. Il decreto del 2 aprile arriva in Corsica il 14. I commissari, imbarazzati e incapaci di applicarlo, lo faranno pubblicare solo il 18. Proprio in questo giorno Paoli sembra aver appreso il contenuto esatto del decreto. Ieri ho saputo che, oltre di essere stato destituito dalla commissione da me non ambita né cercata, viene ancora ordinato di arrestarmi e di tradurmi alla bara di codesta assemblea. Se codesto paese ritorna in servitù, addio per sempre ogni speranza di libertà, specialmente per i piccoli stati. Questa è e sarà sempre la mia maniera di pensare, e volendomi incontrare in questa mia, mi conosceranno sempre fermo ed immancabile nel progetto di cercare alla mia patria una libertà combinata con quella dei francesi. Il 23 maggio Barrère, a nome del Comitato di Salute Pubblica, presenta un nuovo rapporto sulla situazione della Corsica. Si è in un momento chiave per la Convenzione, quello in cui appaiono dei movimenti popolari che sembrano incomprensibili ai rivoluzionari. Rappresentanti del popolo non riescono a comprendere come abbiano luogo delle sollevazioni popolari contro di loro. Se il popolo si solleva è perché dietro la sollevazione ci sono degli agitatori che lo fuorviano. Barrère sviluppa in questa occasione l'idea del popolo sviato. Si è abituato del resto. Non è l'autore della formula l'inspiegabile guerra di Vendée. Il disordine è identificato dalle autorità come controrivoluzionario. Il nome controrivoluzionario appare solo nell'ultima frase. È Paoli che svia il popolo per farlo agire contro coloro che ha eletto, i convenzionali inviati in Corsica come commissari. L'impiego del termine fanatico ha un valore forte. Per i convenzionali il fanatismo religioso è la prima delle cose dello sviamento del popolo. Paoli ha fatto persino correre voce che la convenzione si apprestava a rivendere la Corsica ai genovesi per mascherare la sua sottomissione all'Inghilterra, alla quale si preparava proditoriamente a consegnarla. Il seguito è contraddittorio. Da una parte, il 18 maggio 1793, il Consiglio esecutivo provvisorio chiede al generale Biron 4.000 uomini di truppa e i commissari si dichiarano pronti ad affrontare i paolisti. D'altra parte, la Convenzione si mostra pronta alla mediazione, proponendo la creazione di 2 commissari che saranno messi alla testa di nuove forze.
Non tutto però è deciso. L'Assemblea riceve Costantini, che è invitato a esprimersi. Il suo discorso comincia come un avvertimento. L'invio di un contingente numeroso di truppe in Corsica deve essere giustificato da necessità di difesa nazionale a popolazione che hanno dovuto subire a suo tempo sotto i re l'invasione del loro territorio. Sarà bene inoltre designare 2 nuovi commissari che siano pronti a concertarsi con le autorità dipartimentali. Chiede inoltre ai convenzionali di tornare sulla decisione di imprigionare Paoli e Pozzo di Borgo e di sospendere il decreto del 2 aprile in attesa del punto di vista dei nuovi commissari. Questo permetterà a Paoli di poter giustificare le sue azioni. Costantini presenta Paoli come un uomo troppo anziano e impossibilitato a spostarsi, ma che nel contempo conserva tutte le sue facoltà. Potrà perciò incontrare quei nuovi commissari. Costantini risponde infine all'accusa che si potrebbe rivolgere a Paoli di desiderare l'indipendenza dell'isola, presentandolo al contrario come il difensore dell'unità e dell'indivisibilità della Repubblica francese. Quel che accade il mese seguente nell'isola sfugge ormai al controllo dei Paoli. 2 partiti si affrontano apertamente, il suo e quello di Salicetti. Quest'ultimo ha il vantaggio di godere del sostegno del potere centrale e di agire in suo nome. Salicetti del resto ha fatto sospendere il direttorio del Dipartimento diretto da membri del Partito Paulista, in particolare di Pozzo di Borgo. Questa replica, facendo conoscere agli altri 2 commissari alle convenzioni le turpitudini di Salicetti, accusandolo di ambizioni, cupidigia e dispotismo. Ma Salicetti ha previsto la mossa e fatto, secondo Multedo, sospendere ogni corriere in partenza dalla Corsica. Alla fine la convenzione, senza confessare apertamente i suoi 3 commissari per bloccare una situazione che gli sfugge, decide di inviare 2 nuovi commissari che in caso di bisogno potranno mettersi alla testa delle truppe. Il 27 maggio si apre a Corte una consulta composta da 1.009 deputati di tutta l'isola. La consulta dichiara l'unanimità di riconoscere in Paoli il padre della patria, l'amico del popolo, il vendicatore delle leggi, il protettore degli sfortunati. Si decide di inviare un appello alla Convenzione. Pozzo di Borgo fa un rapporto sull'azione dei commissari della Convenzione e la consulta decide sulla scorta di questo di non riconoscerli più come commissari. La consulta dimissione nel contempo i 3 deputati alla Convenzione del partito di Salicetti. Nel corso dell'ultima seduta della consulta, diversi oratori aggiungono ai commissari come perturbatori della felice tranquillità della quale godeva la Corsica le famiglie Bonaparte e Arena. Ma viene loro risposto che sebbene Bartolomeo Arena si sia reso colpevole con i suoi fratelli di tradimento, i fratelli Bonaparte abbiano sostenuto le imposture di Arena e dei commissari della Convenzione, non è altezza della dignità del popolo corso di occuparsi delle 2 famiglie Bonaparte e Arena, le si abbandoni ai loro rimorsi e alla infamia pubblica. Lo spirito di partito è talmente potente nel cuore umano. Non si tratta però anche di una rottura contro la rivoluzione francese. La consulta distingue tra i commissari inviati dalla Convenzione che avrebbero cercato di soddisfare la loro passione e non il bene pubblico e la Convenzione stessa della quale si attendono gli altri ordini. Anche se questa formula sembra molto formale, se confrontata al tenore delle lettere di Paoli di quello stesso periodo, sembra che la consulta abbia voluto tenere aperto uno spiraglio nel caso la Convenzione, avvertita dei problemi incontrati dai commissari, ne inviassi d'altri. In realtà, l'appello della consulta aveva poche possibilità di essere ben accolto dalla Convenzione, che poteva vedere in quell'assemblea un pericolo secessionista.
Barrère, a nome del Comitato di Salute Pubblica, viene incaricato di presentare nel luglio 1793 un rapporto sui disordini che agitano la Corsica. L'isola, secondo lui, è in stato di aperta controrivoluzione. Ritorna sulle diverse tappe della crisi apertasi tra la Convenzione e il Partito Paulista. Il decreto di messa sotto accusa di Paoli e Pozzo di Borgo, prima di tutto, che giudica forse impolitico, ragione per la quale è stato sospeso. Ma Paoli ne ha tratto pretesto per volgere gli abitanti a suo favore. Con quali argomenti? La scelta di Barrère è stupefacente. Avrebbe fatto credere ai corsi che si voleva consegnarli ai genovesi o che la Convenzione meditava di incoronare il Duca d'Orléans. Si sarebbero attesi degli argomenti più credibili, ma le sorprese non sono finite. Secondo Barrère, perché ci sono state delle lamentele che la Convenzione ha richiamato, i commissari ne ha inviato altri 2, ma questi sono stati arrestati a Marsiglia. Barrère presenta le cose come se i corsi fossero all'origine di queste iniziative dei federalisti provenzali. Aggiungiamo che Antibull, che Barrère finge qui di difendere, sarà processato e giustiziato insieme a Girondini nell'ottobre 1793. Nella mente di Barrère la missione sospesa dei 3 commissari in realtà è continuata. Torna dunque indietro sulla prima missione per collegarla alla nuova situazione. Immagino per l'esattezza quando, constatando che l'amministrazione del Dipartimento della Corsica era una delle più controrivoluzionarie che ci siano nella Repubblica, l'hanno sostituita con un'amministrazione provvisoria. Ma Paoli ha risposto con Barrère con un sistema di diffamazione preparato da tempo e combinato sapientemente, perché è scoppiato contemporaneamente in Corsica e in tutte le altre parti della Repubblica. Ecco Paoli al centro di un gran piano girondino e federalista contro la Convenzione. Il Comitato di Salute Pubblica emana perciò un nuovo decreto che ordina l'esecuzione del decreto di arresto contro Paoli e tutti gli amministratori del Dipartimento. La rottura di 1793 in Corsica illustra una crisi del governo della Convenzione. Non ci si è soffermati abbastanza nei lavori sulla Corsica sull'idea dell'esistenza di un ordine rivoluzionario nella Francia della Convenzione. Gli eventi svoltisi nel corso del 1792 e in particolare la conquista di Belgio hanno spinto la Convenzione a moltiplicare gli incarichi di commissari dei dipartimenti. Questi commissari sono stati a lungo considerati a torto come simboli del terrore, perché evidentemente sono previsti dei limiti al potere dei commissari. Questi possono fare decreti di liberazione eseguiti in via provvisoria con l'obbligo per i detti commissari di inviare entro 24 ore copia dei decreti di liberazione perché siano cassate o confermate dalla Convenzione. Ma alla fine gli intrighi di Seicetti per far condannare e arrestare Paoli sono secondari, mascherando con difficoltà una realtà che traspare dall'affermazione degli altri 2 commissari che Paoli sceglie tra le leggi votate a Parigi, quelle che vuole vedere realmente applicate alla Corsica. L'idea di autonomia che lui stesso, come i commissari, chiama indipendenza, affiora ovunque. E il suo atteggiamento conciliante con la Toscana e il Piemonte e Sardegna mostra contropesi per lui i conflitti iniziati dalla Francia contro le potenze con le quali la Corsica ha l'abitudine di commerciare. Di fronte al nuovo ordine rivoluzionario, i patrioti corsi non hanno mostrato al momento della crisi del 1693 alcun interesse per il ritorno all'antico regime, ma non hanno affatto previsto di unirsi di nuovo alla Francia, anche liberata del giacobinismo, come avrebbe desiderato Paoli almeno in un primo tempo. Nessun ritorno nemmeno a favore dei promotori dell'integrazione al dominio francese accettata dal 1789 in nome dell'autonomia. Hanno invece mostrato un sguardo nostalgico rivolto verso il generalato e una Corsica indipendente. Presto perciò essi sosterranno la Costituzione del Regno Anglo-Corso. Grazie.
Ringrazio i relatori perché hanno davvero svolto l'argomento articolato in più punti e si comprende dalla ricchezza delle informazioni e dall'articolazione appunto della loro documentazione, della loro esposizione, che è un tema davvero complesso. Ci sono degli interventi. Qualcuno aveva preannunciato un interesse. Sì, Prego. È un argomento che riguarda... Sì, può essere un argomento rispetto alla storia mondiale, ai rapporti con Voltaire, Rousseau, lo stesso Lafayette. Però siamo a Genova, ci sono i 300 anni della nascita, ma ci sono anche i 100 anni in cui la Capraia non è più genovese. Però Capraia è importante. È stato ricordato prima che c'è stata comunque la costituzione di una piccola flotta da guerra a Santo Fiorenzo, ma poi serve per conquistare Capraia, che terranno 2 anni. Il governatore si arrende e Capraia diventa in qualche modo corsa. Ora, una degli argomenti che abbiamo toccato spesso con amici corsi, può essere leggermente accademica, ma in sostanza è questa. Quando Paoli fa partire la sua flotta da guerra formata da Binchi per arrivare in Corsica, va a liberare una terra corsa o nella sua mente di statista, attraverso una flotta, vuole significare di essere uno Stato che conquista una colonia genovese? È accademica, lo so, ma molto spesso ne abbiamo parlato con gli amici. Grazie mille. Grazie per la domanda. Allora proverò di rispondere in italiano. ma infatti la cosa è più complicata con Capraia, perché quando c'è questa politica della coltivazione universale del Regno di Corsica nel 600, c'è un sviluppo della pianura orientale della Corsica, e dopo c'è il sviluppo del porto di Bastia. E questo ha rafforzato un asse tra Bastia, Capraia e la terraferma. Vi è un evidente progresso sociale dell'isola di Capraia. Nel 1630 a Capraia ci sono 300 abitanti e quasi 2000 nel 1760. Dunque Capraia è divenuto un punto di riferimento cruciale tra la Corsica e Genova e più generalmente la terraferma. E dunque l'idea di Paoli è principalmente un'azione militare strategica, perché c'è un rapporto di forza tra la Repubblica Corsa, la Repubblica Genovese e i francesi. E infatti Paoli pensa che i francesi possono intervenire per forzare i genovesi a cedere e di una certa maniera a riconoscere l'indipendenza della Corsica. Capraia deve essere letta così, come un elemento in un discorso più generale della diplomazia corsa. Dopo, per Paoli, è evidente che a Capraia ci sono marinai, c'è una flotta, eccetera, dunque per lui è una cosa molto strategica. E Paoli lo sa, con la falla di Capraia la Repubblica ha perso. Infatti è vero, perché qualche settimana dopo l'assedio di Capraia c'è le prime negoziazioni per fare il trattato di Versailles. Dunque di una certa maniera Capraia è una vittoria un po' di troppo per i corsi. Quando c'è una guerra, quando c'è una situazione così, siamo in una negoziazione
quando c'è l'arte della negoziazione non si deve andare troppo lontano, e con Capraia i colsi sono andati un po' troppo lontano e questa vittoria diventa una disfatta. Posso dire di più che l'affare di Capraia è vista da Paoli di una maniera un po' particolare quando parla con i francesi. Quando scrive a Marbeuf, ad esempio, dice Capraia è come la Corsica, non è stato genovese. Se vuole riprendere la cosa dicendo che i rapporti tra Capraia e Bastia sono molto forti e non ha Bastia, non può entrare in Bastia, ma ha la possibilità di prendere Capraia, e penso che ha l'idea di che ciò che si è passato dopo, perché Capraia ha popolato al momento Bastia, in realtà nei primi anni dopo l'arrivo dei francesi, i capraiesi sono installati in Bastia in gran parte. Dunque lui aveva visto i rapporti e scrive a Marbeuf, scrive Capraia è come il resto della Corsica, la vogliamo prendere e discutere con voi, con i francesi e con Genova, ma il problema è che Genova non vuole discutere. Bene, credo che ci sarebbero ancora tante altre domande, ma noi abbiamo purtroppo dei tempi un po' tiranni, perché dobbiamo purtroppo chiudere, ma sicuramente la ricchezza poi del contributo scritto risponderà a molti quesiti che nel corso della conferenza abbiamo ascoltato. Prima di chiudere volevo dirvi che lunedì 14 aprile alle ore 17 ci saranno Gabriele Ambu e Laura Cornara che parleranno di questo argomento. La riscoperta del manoscritto Selva botanica di padre Celesia Cappuccino, uno sguardo all'uso delle piante nella Liguria di fine Ottocento. Grazie a tutti voi e grazie ai relatori. Grazie.